Oggi è venerdì 12 marzo 2021. Nessun giorno è un giorno qualunque. Ciascun giorno rappresenta qualcosa di speciale per qualcuno. La storia ci insegna che ogni giorno può avere un motivo per essere ricordato. 12 marzo 2001. A Baniyan, città dell'Afghanistan, capoluogo dell'omonima provincia, viene eseguito l'ordine deciso il 27 febbraio precedente da un consiglio di 400 religiosi di distruggere le due grandi statue di Buddha scolpite da un gruppo religioso buddista in una parete di roccia e alte una 38 e l'altra 53 metri. 20 anni fa vengono così distrutte due testimonianze ritenute patrimonio dell'umanità dall'UNESCO e risalenti a circa 1500 anni prima. La Corte Suprema dell'Emirato Islamico dell'Afghanistan, dando un'interpretazione estremista della legge islamica, in un decreto aveva stabilito: tutte le statue del paese devono essere distrutte, perché queste statue sono state in passato usate come idoli dagli infedeli. Sono ora onorate e possono tornare a essere idoli in futuro. A nulla valgono gli appelli della comunità internazionale per salvare il prezioso sito archeologico. Il mullah Mohammed Omar non dà ascolto al Metropolitan Museum di New York, che si offre di portare negli Stati Uniti le statue, all'India, che propone di prenderle in consegna, e neanche al Pakistan, unico paese amico dei talebani, che gli chiede di annullare la decisione. Le statue, una risalente all'anno 300 e l'altra all'anno 500, vengono bombardate e distrutte. Nel 2004 il mullah Omar, in un'intervista ad un giornale pakistano, dice: «Io non volevo distruggerle. Alcuni stranieri mi dissero che avrebbero voluto restaurarle perché erano state lievemente danneggiate dalle piogge. Pensai, questa gente insensibile non ha riguardo delle migliaia di esseri umani che muoiono di fame, ma sono così preoccupati per oggetti inanimati». Ogni giorno può lasciare un segno indelebile. Viverlo con lo spirito giusto può renderlo tale. Secondo uno studio dell'Iowa State University, 12 minuti al giorno per esprimere gentilezza verso gli altri e insegnare buoni gesti e belle regole ai bambini sollevano il morale e rendono più felici. Rivolgere un pensiero a chi abbiamo nel cuore o a chi compie gli anni, inviandogli questo minuto di racconto, può essere un'occasione per cominciare bene i nostri 12 minuti di oggi. Buona giornata.